Lo stato di salute del settore delle imprese edili dell'anno 23 che andiamo a concludere non può essere che definito buono. C'è stato un aumento complessivo sia della mano degli addetti, sia dei fatturati che del numero di imprese iscritte nella nostra cassa edile industriale. In provincia di Venezia non è buono solo lo stato dell'edilizia, lo sono anche le sue prospettive. All'orizzonte si profila infatti una lista infinita di nuovi cantieri, si tratti della Via del Mare, della Romea Commerciale, della nuova bretella ferroviaria per il Marco Polo, dei collegamenti verso Cortina in vista delle Olimpiadi, del Bosco dello Sport, delle opere complementari al Mose. E il 2024 è anche l'anno dei cantieri finanziati coi fondi PNRR. Il che comporta anche evidentemente la necessità di far fronte a questi interventi molteplici con risorse, sto parlando in particolare di personale, che non sempre è facile reperire. Ugualmente la concentrazione degli interventi in un lasso temporale ristretto comporta anche il rischio di azioni speculative sull'acquisto di materiali, sui prezzi dei materiali e delle altre componentistiche. Anche l'edilizia si trova dunque a fronteggiare un problema che in queste dimensioni appare inedito in un paese che fino a poco tempo fa si trovava all'opposto impegnato nella lotta alla disoccupazione. La carenza di manodopera nel nostro settore, ma anche in molti altri settori, è il tema sicuramente del prossimo anno. Noi cercheremo di fare la nostra parte, abbiamo già ad esempio sottoscritto dei protocolli insieme con la prefettura per far sì che i migranti che richiedenti asilo nel nostro territorio possano seguire i corsi messi in piedi dalla nostra associazione e credo che questa sia una delle strade da intraprendere per sopperire alla carenza di manodopera che è veramente preoccupante.